no si occupin dai Giai, località di San Zorz, che come che ho vendito è simile a Ziline. Il non Giai al fas pensare ai mascli des gialinis, ma i toponomastis dicono invece che la paraula è diven dal longobard gaaghi, che al vuol dire tiere bandide, sierade, recintade. Per via dai tanti Giai, Bosc dai Giai, Prat dai Giai, Ces dai Giai e altri, buona parte dai storici pensano che il popolo dai Giai, venuto in Friuli dal 186 prima di Cristo, arriva proprio in questo luogo, anche se il toponimo più antico che ho conosciuto, Gai, alle dome dal 1489. Questo popolo allora è sburtato de fan al vignidica des Alps e ha cominciato a costruire una città. I romani che dominavano in questi stieri si arrabbiarono e dopo aver disarmato e impedito la costruzione dell'abitat, a costringere in questo popolo a tornare di là che gli era venuto. A conferma di queste storie vere, scritte di Tito Livio, al di i viei dai Giai, come che i di Ziline, a conti di questo fatto e si può dire che la conte è diventata la icona ufficiale della località. Dai Giai, resti archeologici romans lungi Ziline a son tanti, ma di quel popolo non esistono olmi siguris. Dai documenti antichi si sa che fin dal 1940 il territorio era dut bosco. Dal 1948 il comune di San Zorz, dopo aver disboscato il bosco dai Giai, aveva lottizzato la terre liberate e fatto un stabile popolare con 10 appartamenti. Subito dopo, anche i proprietari che avevano comprato i los avevano intaccato a farsi sulla casa. La formazione de frazioni è cominciata proprio così e gli abitanti dai Giai a diventare dal dut autonomi dal 1954, quando arriva la corrente elettrica. La Glesia dei Giai, inaugurata ai voti di dicembre del 1965 e dedicata a Sant'Antonio di Padua, è stata voluta e fatta su di Don Plinio Freschi, con il contributo materiale e economico di tutte le int del questo. Causa la penuria di predis, ma soprattutto di fedei, al di la Glesia e reste sierade. La località ha il campo sportivo dedicato a Bruno Artico, il cittadino che di Viv ha combattuto più di altri sparvelu e per rendere la località più conforme a esse esigenze dai sportivi. Chi la inaugurazione del campo? La squadra di ballon e il Pignarul in occasione delle feste de Befane. Famoso è il torneo di calcetto, che dal 2017 è arrivata al 34esimo anno di competizione. Osieri pensando al Flunziline, al popolo dei Giai, ai sconti fantasiosi dai zingari di Ziline e al tesauro di Atile. Al contrario di ciò che la storia ufficiale nos fa scrodi, tutto questo invece nos dimostra la vivacità dei che te antichità e ha vivuto dal nostro territorio. Non crodi ai sconti dai viei alle un nostro diritto, per ciò che si sa, si crot dome a ciò che si viole. Ma dai Giai e a Ziline si nota ben che è viva una comunità moderna e evoluta. O sono sicuro che continuerà a indenare così e a migliorare, anche senza vecchiatà, il tesauro di Atile. Mandi!